È un timido sole ad accogliere il big match del quarto turno campionato d'eccellenza tra Cammi Calvisano e FMCZ Rugby Rovigo Delta. 162 giorni dopo il tanto discusso epilogo nella finale del scudetto si affrontano le due favorite per il titolo 2015, ma questa è un'altra partita, un'altra storia, un altro campionato. Noi siamo posizionati fra le due tifoserie per non farci mancare realmente nulla. Diamo subito le formazioni in campo. FMCZ Rugby Rovigo Delta, schiera estremo Stefan Basson, le ali con il 14 Bilingawini, con il numero 11 Stevie Bortolussi, i centri Francesco Menon e Denis Majstorovic con il 13. I bresciani campioni d'Italia. Ceccato Jeff Montariol, come sempre efficacissimo nella linea di salto. Rovigo prova un drive avanzante, avanza metri, il tifo di Rovigo ad incitare i bersaglieri. C'è un vantaggio per Rovigo, sgretolata la difesa calvina, pallone a disposizione per Giorgio Bronzini, fischia l'arbitro. Giorgio vorrebbe ripartire subito, ricordiamo Bronzini uno dei protagonisti della semifinale della... Sarebbe molto importante mettere dentro questi punti per dare fiducia ancora al pack rodigino. Parte Stefan Basson, anche questo è out, grave perdita per la squadra di Guidi. Ferraro al lancio, non precisa prima, ma adesso è Belardo, la seconda stagione qui a Calvisano, ex giocatore di Pippo Frati. Appenander, è bravo Di Giulio ad anticipare Ngawini, ma poi c'è un in avanti che non è ravvisato dall'arbitro Liperini. Calvisano con Violi, Seymour al largo, Violi, bravo Matteo Ferro a metterlo giù dopo il primo placcaggio di Denis Majstorovic. Ancora Caffini, sa già il quarto placcaggio che fa. Attenzione Stein, trova l'esterno di Lucio Rodriguez, ancora Violi, altra fase, Cavalieri. Cerchiamo di difendere con ordine in questo caso. Violi, Seymour per Panico, bravo Matteo Ferro. Ancora, attenzione al largo, Canavosio sfugge al placcaggio e c'è la prima meta del Calvisano con Di Giulio. Parte il pallone in mezzo ai pali, in mezzo su Canavosio che ha dato l'opportunità al romano di segnare. Ancora Bilingawini, attenzione, un pallone che Belardo si impossessa sul neozelandese. Rientro in campo dopo un periodo di stop per problemi fisici, forse non ancora in palla. Panico apre tutto per Canavosio, c'è anche un interno, calcetto, attenzione a grande gara di velocità e arriva alla meta forse di Seymour. L'equilibrio in questo match, parte Seymour per la trasformazione, è larga, non riesce, per cui 12-0 sulla FMCZ Rugby Rovigo Delta. C'è un problema a sinistra di Calvisano e a destra di Rovigo, cadono e infatti questa è per Rovigo. Ti tira giù e Andrea Pozzi a guadagnarsi questa punizione. C'è la protesta del Calvisano per cui guadagniamo 10 metri. La concentrazione di Stefan Basson, parte il folletto di Ceres. Vediamo il calcio, potrebbe essere buono, potrebbe essere buono. È buono, i primi 3 punti per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Più chiarezza qui nella chiamata. Jeff Montariol, sicuri. E qui entrano dappertutto i Calvini. Secondo l'arbitro è tutto ok. Noi mettiamoci la testa lì, andiamo a rimbastire ancora gli appoggi qui dove sono finiti di Cavalieri. Un Cavalieri volante, i famosi Cavalieri volanti dei cartoni animati, abbiamo visto di scena oggi. Agostino, un guerriero, e questo è direttamente al collo. E adesso dobbiamo mettere un po' di calma, signor arbitro. Non angolatissima, parte Stefi e il calcio è buono, altri 3 punti, molto bene Steph. Ancora in campo Panico, è buona la presa di Edo Ruffolo, Giorgio Bronzini, Lucio, distendiamoci, l'interno, però c'è l'arbitro Liperini che va a ostacolare l'inserimento di Bilingawini. C'è un interno di Bilingawini molto interessante, riportiamo lì, molto bene gli avanti. Giorgio Bronzini, la corsa, bravo Giorgio che riesce a trovare un ottimo buco. Placcato alto, l'arbitro lo vede, giochiamo, incertezza di questo vale.
comincia la sua corsa. Bello centrale, pulito, nitido. Rovigo -3. Prende la rincorsa. Il calcio neozelandese. Dentro i pali, al 18esimo. Caffo, è buona la presa. Organizziamoci con calma e serenità. Organizziamoci. È buona qui l'azione di Calvisano però. Giochiamo questo vale, cerchiamo di tirarlo fuori. C'era Billy che ha provato la chiusa, richiamando l'attenzione di 3 giocatori. Lì vicini, con dei pick and go assistiti. Cerchiamo di non avere fretta. Un grande sacrificio dei nostri avanti in questa partita. Altra fase. Con Edo Ruffolo. C'è un vantaggio per Rovigo intanto, per un fuorigioco molto probabilmente. Vediamo Lucio, attacca Lucio, attacca! C'è comunque un in avanti, o meglio c'è un vantaggio rosso-blu. Creare qualche problema a TV7, per cui restiamo legati al gioco e ai 3 punti di Stefan Basson. Per Seymour che la mette dentro. Attenzione lì. Mamma mia. Mamma mia, Dema la prende con un'unghia, meno male che non ha fatto la manicure prima di venire via. Guidi se ne ritorna nervosamente vicino alla panchina. Proviamo lì con Luke Moni. Tutta la nostra concentrazione in questo possesso, che probabilmente sarà l'ultimo. Giochiamo insieme ragazzi, giochiamo insieme, giochiamo insieme. Giochiamo insieme per quest'ultima azione di gioco. Giochiamo insieme per favore. Non facciamoci prendere da nervosismo. Non facciamoci prendere da frenesia. Stiamo lì col pallone in cassaforte. Lì bello nostro. Lì bello a disposizione. Ancora con gli avanti. Giochiamo da grande squadra. È il momento per giocare da grande squadra. C'è un vantaggio. C'è un vantaggio intanto per fuorigioco. Marco, giocala, Marco, giocala. Marco, giocala. E c'è la meta? C'è la meta! C'è la meta di Marco! C'è la meta di Marco! C'è la meta di Marco! Cicci, noi siamo con te. Parte Basson. Parte Basson e c'è! E Rovigo espugna San Michele! Rovigo espugna San Michele! Rovigo espugna San Michele! Rovigo espugna il San Michele! La FMCZ Rugby Rovigo Delta espugna il San Michele! E questa è la squadra che vogliamo! È il sacrificio, è l'essere bersagliere, è l'essere rosso-blu! Grazie ragazzi, avanti così!